Ragazzi, un bacio grande a 16 La Verità. A 16 La Verità è venuto a salutarci. Speaker Censu. Chi sei? Ho sempre avuto riluttanza a incasellarmi in una sola cosa, perché ti potrei dire sono un rapper, un MC, un producer, un compositore di colonne sonore, uno scrittore, però fondamentalmente tutti questi ruoli sono semplicemente delle appendici, dei mezzi per favorire quella che è la mia attività, cioè quella di raccontare. Quindi se dovessi sintetizzare sono una persona che racconta. Descriviti in 3 parole. Prima ipersensibile, viscerale, fondamentalmente un buono. Qual è il tuo sogno? A questa domanda, a seconda delle fasi della mia vita, ti avrei risposto in modi differenti, pure perché ringraziando Dio una buona parte dei sogni che per esempio avevo quando ero più piccolo ho avuto la fortuna di vederli realizzati. Ora semplicemente vorrei vivere di musica e comprare casa. È molto semplice alla fine. Se non questo, cosa avresti fatto nella vita? Probabilmente qualche cosa nella ristorazione. Collaborazione dei tuoi sogni. Assolutamente Enzo Abitabile, senza neanche pensarci mezzo secondo. Rapporto con i social. All'inizio un po' di riluttanza, perché ovviamente venivo dal periodo dove tutto questo non esisteva, quindi dovevo capire un attimo le dinamiche. Poi nel corso del tempo ho iniziato a farci pace ed avere un rapporto più o meno buono, perché comunque è un veicolo comunicativo importante e soprattutto proprio di quest'era, e quindi sarebbe stato controproducente e inutile far finta che questa cosa non esiste e non abbia il peso che ha. Cos'è per te la musica? Questo è un domandone, perché anche a questa, a seconda delle fasi della mia vita, ti avrei dato delle risposte differenti. Comunicazione dell'anima, fondamentalmente, cioè proprio come denominatore comune forse di tutte le risposte che ti avrei dato nel tempo. Però in un momento è stata un rifugio, in un altro momento è stata rivalsa, in un altro momento ancora è stata una protezione. Adesso è più di sempre quello che mi dà la possibilità di parlare la lingua della mia anima, che spesso e volentieri a cui le parole non bastano. Progetto di cui sei più fiero. Purtroppo io tengo questa cosa che ogni cosa ha un momento temporale in cui è differente, cioè quindi in un momento della mia vita ti avrei dato una risposta, in un altro momento un'altra, e oggi 2026 estate grosso modo la colonna sonora di Malavia, per la quale abbiamo ricevuto anche una candidatura ai Nastri d'Argento, per la quale potremmo anche entrare in altri riconoscimenti importanti del cinema italiano. Quindi sì, in questo momento è sicuramente il progetto che mi dà più orgoglio, perché con questa candidatura entriamo a giocare nei campionati dove c'era gente tipo Nino Rota, Morricone, e quindi già stare in una categoria di queste persone qua significa essere grati e avere praticamente orgoglio per questo tipo di progetto. Artista che rimetteresti in vita. Pino Daniele. Cos'è Napoli per te? È una mamma severa che, come dicevano i nostri nonni, ti bacia solo quando dormi. Un errore che cancelleresti dal tuo percorso. Più che altro un'attitudine, più che un errore, quella di essere stato perfezionista a tal punto da perdere delle occasioni per il fatto che praticamente, secondo me, non era ancora il momento giusto, non era ancora la fase giusta in cui fare delle scelte o dei cambiamenti. Probabilmente avrei dovuto affrontare delle cose molto più a cuor leggero, però purtroppo sono anche bilancia, quindi questa cosa mi porta comunque un'indecisione e un pesare le cose anche più del dovuto. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Ne ho letti vari, però mi piace porre l'accento su uno che leggo ogni 4-5 anni di nuovo, perché è come se ogni volta mi desse delle cose diverse, no? Praticamente il manuale del guerriero della luce. Un consiglio che daresti a te di 20 anni fa? Stai più sereno sulle cose che devi fare, non ci stare a pensare troppo, falle, domani non sai che succede, pensa a mo'.
un consiglio ai giovani. Ai giovani artisti, diciamo, io mi sento più, ai giovani in generale pure, però ovviamente mi sento di porre l'accento sui giovani artisti, giovani musicisti, in un momento storico, in un mondo dove comunque ti dà la sensazione che tutti quanti fanno grosso modo la stessa canzone, con gli stessi testi, con le stesse sonorità, di trovare la propria via a prescindere da quello che ti dice il mercato, da quello che ti dicono le playlist editoriali di Spotify, di quello che si porta, che è virale, di quello che si può, cioè trova la tua identità, trova il tuo cammino, la tua voce originale, perché alla lunga otterrai la gratificazione e il riconoscimento per il fatto che tu hai fatto dei passi con un percorso che era fatto dalla tua impronta e non da quella che diciamo si portava o era dettata dal momento storico o da quello che si portava. Rapporto con Dio. È sicuramente un rapporto che è stato costante da quando sono nato, in dei momenti altalenante, perché ovviamente sono un essere umano fallibile come tutti gli altri esseri umani, cioè avere una fede incrollabile quando ti crolla invece tutto addosso diventa complicato, diventa ingestibile, incredibile, nel senso che tu non riesci proprio a credere dal senso di incredibile, però tutto sommato è un rapporto buono, perché nonostante magari non sono il praticante migliore del mondo, però cerco di essere la persona migliore che posso essere dal punto di vista anche proprio della bontà, della carità, dell'aiutare, dell'essere presente e del cercare di porre sempre comunque pace e l'incontro piuttosto che il conflitto. Se fossi il primo ministro, qual è la prima legge che attueresti? Probabilmente ne farei due. Sicuramente darei più soldi per la sanità, perché siamo inguaiati. Per mie esperienze personali che ovviamente ho avuto, mi sono reso conto che purtroppo, sebbene magari nelle strutture ci sono pure persone che ci fanno il culo così, però sono sempre troppo poche e ci sono sempre troppo pochi mezzi rispetto a quella che poi è la necessità degli utenti, delle persone, degli ammalati, e purtroppo siamo un paese con un tasso di natalità imbarazzante e proteso a essere un paese sempre più di vecchi, no? di persone anziane, di persone malate, e allora anche dal punto di vista proprio della fattività, no? Dell'essere pragmatici rispetto a quali sono le esigenze del nostro paese, bisognerebbe considerare questa cosa come un'urgenza molto importante. La seconda, ed è questa una cosa che succede a Napoli, come succede in altre città d'Italia, come succede in altre città del mondo, cercherei di fare un lavoro molto importante sulla gentrificazione e sulle emergenze abitative, per far sì che i quartieri come il mio non perdano l'identità. Stanno palesemente cacciando le persone dai quartieri per aprire 1 milione di B&B che probabilmente non serviranno neanche, anche perché un sacco di loro non sono in re. Insomma, c'è questa problematica rispetto all'emergenza abitativa. Ci vorrebbe una norma più importante per far sì semplicemente che non resti solo una limonata a cosce aperte del centro storico. Consiglia 3 brani da ascoltare. 3 brani da ascoltare, allora: Donald Byrd, Wind Parade, Enzo Abitabile, Sole Express, e poi probabilmente ti direi Sergio Mendes e Brasil 77, País Tropical. Ragazzi, un bacio grande a 16 La Verità dal vostro affezionatissimo MC di quartiere Speaker Censu. Fate i bravi e amate la vostra famiglia.